Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati all'8 luglio 2019, replay da Teleuropa Network. Questo pomeriggio parleremo della vittoria dei medici di Cosenza nel campionato nazionale di San Vincenzo in Toscana, vicino Punta Ala. Mi rivolgo al dottor Antonio Caputo, che è il capitano della squadra. Grazie per aver accettato l'invito, dottore, e complimenti ancora una volta perché negli ultimi 7 anni avete vinto 5 volte questa bella coppa. Sì, grazie a voi per il gradito invito. Sì, è praticamente il quarto titolo di campioni d'Italia, dopo quelli del 2013, li ricordiamo, di Barcellona in Spagna, poi di Ischia, poi abbiamo vinto in Montenegro. Tutte belle località, insomma. In Montenegro, sì, le scegliamo proprio queste località affinché tutte le famiglie possano anche stati vicino Punta Ala, insomma, partecipare. Dove c'è la villa di Nozoff, insomma. Sì, Punta Ala, poi vicino San Vincenzo di Livorno, di là diciamo, è nativo anche Mazzarri, che ci ha consegnato la coppa. Pure Nedo Sonetti, poi vedremo. Comunque l'introduzione l'abbiamo fatta, significa che la prima parte la dedicheremo con le immagini, ripeto, alla vittoria dei medici di questo campionato nazionale. E allora, grazie a Stella Battaglia, la nostra collaboratrice, che è con noi anche questo pomeriggio, sempre più abbronzata. Grazie. Io ti ricordo sempre abbronzatissima di Edoardo Vianello, perché era una canzone degli anni miei, il famoso Tormentone, Caro dottore dell'estate. E poi abbiamo il nostro compagno di viaggio e d'avventura, eccolo qua. Quest'oggi pomeriggio è il nostro Pippo Gatto di nuovacosenza.com. Ciao a tutti, Stella, dategli un confortino perché ha perso il cigno con cui faceva i giri. Dobbiamo dargli, Stella, tieni duro che arriva il cigno nuovo. Ieri purtroppo è morto il mio cigno con cui facevo i giri in piscina di plastica, e al mare, sì, di plastica. Purtroppo è morto struzzato mentre faceva il giro dell'isola a Praia a Mare. Vabbè. Abbiamo fatto lo scoop. Ne prenderemo un altro. E poi c'è Pier Giorgio Giorno, nostro gradito ospite di Lupi Sinacci e di Cosenza Post. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te Franco e un saluto a tutti quelli che ci guardano da casa. Che sono tanti sia dalla Calabria che dalla Sicilia, naturalmente orientale. Vai Stella. Buonasera a tutti e benvenuti ai nostri gentili ospiti in studio. Si alza il sipario per un nuovo appuntamento di Replay, la nostra trasmissione calcistica in onda su Teleuropa Network ogni lunedì alle ore 15. Nella puntata tante informazioni per arricchire il vostro bagaglio sportivo ed essere metaforicamente parlando sempre al centro del campo. Come ha già annunciato Franco, ricordiamo oggi la vittoria della squadra dei medici in Toscana della scorsa settimana e cedo la parola al nostro coordinatore per fare le interviste ai nostri ospiti. Grazie. E allora, grazie Stella. Allora, dottore Caputo, io direi c'è Enzo Leonetti, regia, che ringraziamo, c'è poi Massimo Fino a dirigere le camere, Francesco Camposano e Luca Acchito che sono alla messa in onda. Enzo Leonetti, allora se mi mandi praticamente le immagini della gara, eccola qua, dottore, possiamo commentarle. Parlavamo anche di Nedo Sonetti, dell'amico Enrico Costabile che è il vostro allenatore. Ecco, prego. Mister, questa è la finale che abbiamo disputato contro i colleghi del Napoli. È stata una partita equilibratissima come quasi tutte le finali, ma noi abbiamo prevalso in virtù di un migliore gioco di squadra, forse di un maggiore affiatamento e una maggiore diciamo così, abitudine tra virgolette alle finali. Infatti su 5 ultimamente ne abbiamo vinte 4. Sì, in panchina poi è arrivato mister, eccolo qui, Nedo Sonetti, ci ha fatto tanto piacere ed alla fine niente, l'abbiamo spuntata noi, ma onore al Napoli e questo quarto titolo con soddisfazione, come vedete dalle immagini, ce lo portiamo a casa. Benissimo, allora complimenti, ecco qui vediamo la Costabile che parla come il gol. Ecco Nedo Sonetti che saluta Enrico Costabile. Possiamo tornare in studio, grazie Leonetti. Come si vede dalle immagini, la gioia del mister Costabile, che tiene tantissimo a questa squadra e quindi felicissimo come tutti noi d'altra parte. Ci può dire quali sono i prossimi impegni, dottore Caputo? I prossimi impegni sono la fase finale di Coppa Italia, una Final Six che si svolgerà a Pompei dal 27 al 29 settembre
Poi abbiamo la finale di Supercoppa alla quale parteciperemo noi, essendo vincitori l'avversario? Non si sa perché uscirà dalla Final Six di Coppa Italia. Ah, ho capito. Quindi speriamo, non lo diciamo, ma noi ci auguriamo che quest'anno si possa verificare quel tanto atteso tris, che non voglio dire come si chiama perché sennò porta male. E quindi allora, torniamo in studio, ringraziamo il dottore Caputo. No, il dottore volevo chiedere una cosa, perché Pippo, molti erano curiosi, grazie. L'ho seguito molto. Mi fai ringraziare Franco Rosito, che ci segue dalla Gazzetta del Sud insieme a tutti gli amici, quindi ringraziamo Franco Rosito che insomma ci ha fatto pervenire poi queste immagini. Vai Pippo. Sì, volevo dire, ho seguito direttamente sul mio giornale le vicissitudini di questo campionato e le domande che mi facevano, che poi ho risposto, dei lettori, è come i medici fanno un campionato, e a spiegare che ovviamente un campionato non è possibile perché i medici fanno tutt'altra cosa, di mestiere fanno i medici. Però si allenano, No, a parte che si allenano, fanno questo torneo che poi alla fine è un campionato nazionale che si gioca con 5-6 squadre. Alla fine la curiosità è tanta anche da parte di tutti, dalla persona di strada, ma come fa un medico a conciliare le cose, ma soprattutto a mantenersi il fisico? Ma diciamo che questo campionato è stato istituito fin dagli anni 2000, dal 2000, infatti è la 17ª edizione. E si svolge l'ultima settimana di giugno e noi riusciamo a partecipare proprio perché sappiamo già le date un anno prima, ognuno prende una settimana di ferie. Per molti è difficile perché con turni, reperibilità e quant'altro non è facile, però la passione è tanta e alla fine si riesce a conciliare. Una cosa importante che volevo dire è perché questo campionato non è fine a se stesso, non si tratta di giocare solamente a calcio, ma durante la settimana si svolge in 3 giorni un convegno, un congresso dove si parla di traumatologia dello sport, di problemi legati a malattie cardiovascolari improvvise. Appunto, sì. E quindi durante la settimana c'è questo. E poi la finalità è quella di raccogliere delle somme da destinare in beneficenza, come abbiamo fatto quest'anno e gli anni passati. Quindi è una nobile iniziativa, c'è il discorso del calcio legato naturalmente a questo discorso sociale. Certo. Giorgio, se vuoi dire qualcosa oppure vuoi fare una domanda? No, io semplicemente faccio i complimenti ai medici di Cosenza, che evidentemente non sono come la Juve, cioè quando arrivano in finale le vincono, quindi poi portano in alto il nome non solo di Cosenza ma di tutta la Calabria, quindi solo i miei più vivi complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie. Allora dottore, se lei vuole rimanere fino alla prima parte, poi abbiamo il nostro compagno, dicevo prima, di Viaggi ed Avventure, il numero 2, no? Aldo Cennum, che sarà con noi, perché parleremo naturalmente di quello che bolle in pentola per quanto riguarda le squadre calabresi sia di Serie B che di Serie C, in particolar modo del Cosenza. Non c'è al momento, diciamo, nessuna novità di rilievo per quanto riguarda l'ufficialità, si sta muovendo qualcosina. Parleremo poi del Crotone, avremo intorno, diciamo, dopo la prima pausa pubblicitaria, una diretta telefonica con il collega Alessandro Russo che va su e giù da Milano della Gazzetta dello Sport, ci darà qualcosina sul calciomercato, e poi nella seconda parte un'altra diretta telefonica con l'ex direttore generale della Regina Calcio, con Gabriele Martino, che praticamente farà un discorso a 360 gradi sulle squadre calabresi sia di Serie B che di Serie C. Allora, possiamo iniziare col Cosenza, caro Pippo, so che sei attento al tuo smartphone per capire le ultime. Il mercato lo impone, anche perché le notizie le stiamo aspettando da una settimana a questa parte al momento. Di notizie ce ne sono ben poche, se non quelle che sono un po' di dominio pubblico, che sono quelle dell'interessamento del Cosenza nell'ultima ora per questo centrale difensivo del Perugia e per Kingsley del Bologna, così come per anche l'altro centrocampista del Perugia, 2 giocatori che interessano a Trinchera e che un po' stanno cercando di rimediare al probabile addio di Palmiero, che quasi sicuramente approderà in un'altra squadra, sembra essere il Pescara, e il dubbio adesso viene per chi dovrà tenere le redini del centrocampo. Il Cosenza sta lavorando alacremente, sicuramente la squadra la si farà, questo è poco sicuro, anche nell'ottica
consueta del presidente Guarascio, che ha dato un budget e non vuole svenarsi, giustamente per tenersi nei limiti del bilancio, però la tifoseria Mugugna a tutt'oggi la rosa è composta da 13 giocatori, inutile ripetere i nomi ogni settimana, se no sembra che diciamo sempre le stesse cose, così come pare che diciamo sempre le stesse trattative. Purtroppo questa è. Embalo praticamente è un altro giocatore che sicuramente non tornerà a Cosenza e si sta cercando di porre rimedio con questo, l'ultimo contatto è questo di Baraie, che lo scorso anno fece la seconda parte con il Padova, però bisogna vedere un po' che situazioni, che condizioni ha dato la proprietà, quali sono i limiti anche di chi deve arrivare, perché in attacco solo Litteri è affiancato da Perez, che già qualcuno dà in partenza. Litteri dovrebbe fare coppia con qualcun altro, questo qualcun altro lo si cerca, si è fatto il nome di Palombi, c'era stato un pourparlers con la Lazio, Palombi è della Lazio, lo ricordiamo la scorsa stagione a Lecce, Palombi ha trovato però casa a Cremona, non si sono messi d'accordo le parti e Palombi giocherà la prossima stagione con la Cremonese. Pippo, mi fai salutare? Mi taccio perché... Sì, mi fai salutare il dottore Caputo, carità, perché per impegni precedentemente assunti, intanto in bocca al lupo, complimenti e ad maiora per il futuro dei medici. Ci saluta il dottore Costabile e tutti gli altri del gruppo, il dottore Borrelli che ha regalato questa bellissima vittoria, questa coppa, battendo il Napoli per 1-0 con un suo gol. E quindi io direi di salutare, cara Stella Battaglia, il dottor Antonio Caputo. Tornerà a trovarci sicuramente. Quando vuole, grazie dottore. Grazie, buon proseguimento. E poi naturalmente ci sarà il cambio, perché entrerà il nostro Aldo Cennamo, compagno di viaggio e d'avventure. Allora passiamo, nel frattempo che c'è il cambio appunto, al nostro amico appunto di Lupi si nasce. E allora cosa vogliamo dire, Pier Giorgio? Vuoi aggiungere qualcosina per quanto riguarda il discorso che ha fatto Pippo sul Cosenza? Grazie. Sì, grazie. Sì, ha detto bene Pippo, al momento sembra che le trattative che ci sono queste, però in realtà c'è tanta brace sotto la cenere. Trinchera domani riandrà negli alberghi milanesi e cercherà di stringere quelle trattative che ha imbastito negli ultimi giorni. Nella mente del DS rossoblu sicuramente è alla ricerca di un centrale, visto che Castriot Dermaku è stato ufficializzato proprio ieri. Vogliamo dire il Parma con un quadriennale a fare? Sì, si è legato con un contratto quadriennale al Parma, però il Cosenza, noi l'abbiamo pure scritto tramite le nostre colonne, non ha perso le speranze di riavere Dermaku, proprio perché il Parma vanta oltre 50 tesserati. In virtù di questo è impensabile che vadano in ritiro tutti quanti e che tutti quanti poi facciano parte della rosa di Serie A. Trinchera sta provando a stringere col direttore Faggiano, non solo per Dermaku, ma anche nelle ultime ore è uscito fuori il nome dell'esterno d'attacco di Baraie, quindi viste le difficoltà comunque per arrivare ad Embalo, dove comunque il suo procuratore lo sta offrendo a squadre estere come il Panathinaikos e anche l'Eupen, chiaramente il DS Trinchera non sta stando con le mani in mano e nelle ultime ore è imbastita appunto questa trattativa con Baraie del Parma. Chiaramente non è l'unica trattativa, ci sono nomi sotto traccia, quindi sintomo che comunque il DS sta lavorando bene, perché poi come esce fuori un nome piombano poi le altre squadre e quindi poi è difficile concretizzare. Per il difensore centrale è vero dell'interesse di Monaco del Perugia, nelle ultime ore Franco ti do anche una chicca. Poi ti faccio una domanda su Monaco, perché molti mi stanno scrivendo e dice ma questo è un ragazzo che ha avuto, poi chiudo una parentesi, problemi col Perugia, nel senso che ci sono dei legali da una parte e dall'altra, ma è un anno che non gioca. Ferricorti sia col procuratore, sta cambiando procuratore, che è Materazzi. Il fratello lo ha messo da parte e sia col DS Goretti, quindi non ha giocato non perché si è infortunato, ma perché sono problemi legali. Sì, diciamo. sono delle situazioni che noi non sappiamo. Il DS Trinchera ha fiutato l'affare, quindi Monaco è un profilo attenzionato dal Perugia, così come Bianco. Mi stavi dicendo l'ultima notizia? Oltre a Monaco ci potrebbe essere l'interesse del Cosenza come centrale per Martinelli. Sia Martinelli, Foggia, ex Foggia. Sì, sia Martinelli che Baraie sono stati due giocatori di Braglia quando era alla Juve Stabia. Sì. Quindi comunque il Cosenza oltre a Dermaku sonda appunto le piste Monaco e
e Martinelli. Grazie per questo primo passaggio di Pier Giorgio Giorno di Lupisinacci e Cosenza Post. Allora, salutiamo il nostro compagno Dobbiamo di viaggio. salutare un nuovo arrivato. Eh sì, Aldo Ma sta hanno venendo visto al mare. così spuntare come i funghi. Ciao Aldo, benvenuto. Abbiamo salutato il nostro amico Buon pomeriggio a dottor voi. Caputo, Aldo, che lo saluta anche zio Elio Principato, che è il suo Vi ho medico seguito, vi ho di seguito. fiducia. Sei Sì. seguito? Sì, vi ho seguito. Stai venendo dal mare, tutto a posto? Sì, tranquillo. bene, tutto tranquillo. Bel sole, bel mare. Bel mare, bel sole, bella piscina, vabbè, belle cose. Ok, Belle cose. beato te, beato te. Mancano solo i giocatori del Cosenza. Ma io una domanda ve la voglio fare a tutti quanti. Il discorso che i giocatori, anche ci stanno scrivendo sui vari social, abbia solamente in organico 13 giocatori, per voi è un bene al momento o è un male? Perché qui bisogna capire tante cose. Io leggo di società che hanno in organico 40 se non 50 calciatori, tipo il Chievo Verona per esempio, tipo il Benevento, tipo la Salernitana, che lo Tito è il cognato Mezzaroma, che più ne ha più ne mette perché non badano a spese. Però il Cosenza 13 giocatori significa che, voglio dire, può approfittare di questa situazione delle squadre che ne hanno tantissimi giocatori e non sanno come fare per poi magari, tra virgolette, svenderli, o no, caro Aldo? Tu come la inquadri? Io la inquadro così, in effetti c'è in atto da parte di molte società, diciamo, un pochino di tentennamento per quanto riguarda questa situazione di qualcuno. Il Cosenza, Trinchera, secondo me, ha un buon elenco fatto da Braglia. Io mi auguro che qualche cosa poi si concretizzi, perché i giocatori ce ne sono tanti, che giocatori, che qualità, che professionalità, che modo di approcciare a Cosenza avranno questi giocatori, che devono comunque arrivare, perché con 13 non si può giocare nemmeno non si può giocare assolutamente. Per cui se Trinchera, da questo elenco che Braglia intelligentemente le ha fatto, metterà a disposizione 4-5 elementi buoni, importanti, assieme ai 13 fanno 17-18, poi è chiaro che deve aggiungere anche qualche giovane franco importante che il Cosenza può andare a recuperare, qualche svingolato, cioè bisogna, perché purtroppo il budget per una società come il Cosenza che vuole mantenere in ordine, mi pare, i conti è quello che su è. questo a Guarasci non gli si può dire nulla. Chiaro Su che si questo al dovrebbe, presidente Guarasci non gli si può dire nulla perché Cosenza Calcio, l'hai sostenuto pure tu, e Cittadella sono le uniche. Però questo fatto qui non deve, le due squadre virtuose di cui ha parlato il presidente Balata. Non deve preoccupare, perché abbiamo visto anche l'anno scorso, a gennaio per la verità, quello che Trinchera poi è riuscito a fare portando a cose dei giocatori importanti che ci hanno fatto fare veramente un salto enorme. Quindi aspettiamo il 18-19, non so quando sarà. Adesso leggeremo le date Costella. Il ritiro, vediamo quello che certamente per quella data 4-5 giocatori arriveranno e poi si aggiungeranno. Sarebbe bello andare in ritiro lì a San Giovanni, è difficile per tutte le squadre. Due giocatori già pronti che si possono amalgamare dall'inizio, possono fare squadra dall'inizio. Però purtroppo, anche perché poi gli ultimi colpi, Franco, sono importanti, perché all'ultimo momento puoi pigliare giocatori che rischiando di restare fuori poi si vanno ad accasare e sono anche ottimi, possono essere anche ottimi giocatori. Sì, in realtà sono imminenti gli annunci di Umberto Saracco che alla fine poi ha deciso di rinnovare col Cosenza. Verrà rinnovato anche il prestito di Trovato, così come sarà annunciato Riccardo Moreo, che Trinchera ha strappato al Prato. Dalla Serie D, però Moreo pare che verrà dato uno stadio Serie C. Ha fatto 20 gol l'anno scorso al Prato, però verrà valutato da Braglia il ritiro, se lo riterrà idoneo per la Serie B continuerà a far parte della rosa dei lupi, se no dare in prestito. Sul discorso che diceva Franco prima delle 13 persone in rosa, può essere anche un vantaggio, perché moltissime squadre hanno l'esatto contrario, cioè nel senso hanno esuberi sulle caselle ove. Perciò dicevo, è un vantaggio Trinchera o uno sta svantaggio? lì pronto ad attendere il colpo. Sentiamo Pippo su questo e poi andiamo secondo a me leggere no, secondo me è uno svantaggio, perché sulla carta attualmente il Cosenza può schierare un 3-5-2 soltanto. Tu l'hai pubblicata sul Nuovo Cosenza, esatto. il Cosenza di adesso, assolutamente. Ho visto la tua formazione, il 3-5-2, però è l'unica formazione possibile ed è in controtesi e in antitesi a quanto ha affermato Braglia a fine stagione, quanto ha provato Braglia, che vuole organizzare una squadra con il 4-3-3 che abbia più aggressività, molto più gioco, quel gioco che piace fare, che ci ha fatto vedere a fine stagione. Questo significa che partiremo di nuovo
al rallentatore come è successo l'anno scorso, si affronterà la Coppa Italia perché il Cosenza va subito il 19 in ritiro, il 13 di agosto già c'è la prima uscita l'11 c'è la prima uscita ufficiale in Coppa Italia e il 28 c'è già il campionato. Cioè significa che se tu devi preparare meccanismi, e c'è anche la sosta di Ferragosto in mezzo, non è che i giocatori pure loro hanno giustamente il riposo delle ferie. E c'è anche la necessità di fare quantomeno il gruppo. È vero che si gioca su uno zoccolo che già si conoscono tra di loro e tutto quello che vogliamo, però è anche vero che bisogna risolvere problemi importanti quali le assenze come di Palmiero, che è fondamentale. Lo si è visto quando Palmiero mancava, al Cosenza mancavano le idee. Ma questa storia, se arriva Bianco dal Perugia, arriva Kingsley o se c'è ancora qualche altra trattativa, può darsi a mio avviso che ci sia, però è importante quantomeno avere una volta mi ricordo, Franco, si faceva il discorso parlando di calcio, l'asse centrale, il portiere, il centrale difensivo, il regista e la punta. Guarda caso ti mancano tutti e tre. Cioè il portiere, ti manca il difensore centrale, anche se abbiamo legittime Idda, grandi giocatori, assolutamente, Capela, grandi giocatori. Cioè non hai un regista, anche perché bisogna anche dire che i tuoi giocatori sono anche attenzionati. La Regina vuole Litteri, Mungo è richiesto dal Teramo, Dorazio addirittura lo vuole il Pescara e andrebbe a giocare vicino a casa. Quindi bisognerà vedere, perché se ci sono offerte importanti, perché rimanere qua? Bisognerà vedere poi Braglia, perché alla fine è lui quello che dirige un po' tutto il mercato, cosa verrà a fare. Grazie Pippo, 30 secondi per Aldo e poi io pregherei Enzo Leonetti di mettere la grafica che riguarda appunto la data del ritiro, le date del ritiro del Cosenza, testi medici e atleti, poi li leggerà Stella. Vai Aldo. Dalle discussioni che facciamo qui, ma anche da quello che si legge sui giornali, si capisce che quest'anno il Cosenza vorrà fare un campionato, secondo me, anche di attesa, se vogliamo, perché non mi pare che ci siano per quello... Un calciomercato o un campionato? Il campionato di attesa, un campionato di attesa. Perché già il calciomercato del Cosenza un campionato di attesa significa un campionato di attesa significa che il Cosenza quest'anno farà un campionato per prima cosa e per salvarsi, mi pare la regola migliore. Poi ci sarà un campionato, se tutto questo è vero. È chiaro che la tifoseria incomincia un pochino ad essere, anche sui social si sente questa voglia di pensare un pochino più in grande, però se le casse sociali sono quelli che sono, se tutto questo deve servire per vincere un altro campionato, per restare in Serie B, la tifoseria si può anche contare. Però onestamente io da questi microfoni, da queste telecamere, da questa postazione, io penso e penserei che qualche sforzicino in più, se si potesse fare, almeno se si può tentare poi di andare nei playoff, sarebbe una cosa ottima, perché sarebbe un campionato perché Franco, diciamo la verità, 15.000 tifosi, persone allo stadio hanno anche esigenze di vedere una squadra che lotta per qualche cosa. Se tu lotti per la salvezza è chiaro che, ma se tu oltre alla salvezza lotti per qualche altra cosa, probabilmente questi 15.000 rimarranno. Ma se questi 15.000 devono pensare che la squadra incomincia a essere, poi arriviamo che a Cosenza arriviamo a 1.500-1.000 persone. Speriamo di no. Cosenza è fatta così, se c'è un obiettivo la tifoseria va, ma se l'obiettivo viene a svanire e la gente sente che svanisce, allora secondo me io su questa cosa rifletterei, non per forzare la mano al Presidente, ma soprattutto per far capire a molti che la tifoseria, che o i tifosi capiscono che quest'anno c'è e quindi già dall'inizio si dice: cari tifosi, noi quest'anno per una questione di bilancio dobbiamo fare una squadra prima per salvarci, punto. Perché altrimenti illudere le persone non è una cosa bella. Grazie allora Aldo, ci farà un segno della regia che ci dobbiamo fermare per il primo stacco pubblicitario. Vai Stella. Andiamo in pubblicità e restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, allora inviterei la regia Enzo Leonetti a mettersi in contatto con Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, il nostro collega, è stato tante volte ospite qui, sperando di averlo prima del termine delle nostre trasmissioni. È sempre in giro per il mondo. In giro per il mondo e per l'Italia.
E allora nel frattempo che Enzo Leonetti si mette in contatto, io direi di leggere la data del Cosenza, perché la società ha diramato un comunicato ufficiale che è uscito appunto sul sito della stessa società rossoblù la scorsa settimana. Eccola qua, vai Stella. Ok, ultimi giorni di riposo per i rossoblù prima della ripresa delle attività in vista della prossima stagione. Il Cosenza si radunerà il 16 luglio in città. Nei giorni successivi si svolgerà la fase del pre-ritiro dedicata ai test atletici e alle visite mediche. Venerdì 19 luglio è previsto il trasferimento a San Giovanni in Fiore, dove la squadra, che alloggerà presso l'Hotel Duchessa della Sila, sosterrà a partire dal pomeriggio la preparazione atletica per il prossimo campionato sul prato del Valentino Mazzola. Il termine del ritiro è previsto per il giorno 3 agosto. Queste le date e gli avversari dei test congiunti che si svolgeranno durante il ritiro. Venerdì 26 luglio con la Morrone, martedì 30 luglio con il Monopoli, sabato 3 agosto con il Corigliano. Ok, quella col Monopoli mi sembra poi, cara Stella, la partita più interessante, perché il Monopoli è una squadra di Serie C, oltretutto è allenata da un tecnico che abbiamo avuto a Cosenza qualche anno fa, ha fatto vincere la Cosenza alla Coppa Italia e si chiama Giorgio Roselli, che rivedremo con tanto piacere, così come rivedremo appunto i giocatori della Marone che hanno vinto il campionato e anche la squadra del Presente Nucaro, che è il Corigliano, che ha vinto il campionato. Abbiamo una news, Franco. Allora, dimmi Abbiamo una news che c'è una news di Pippo Gatto, sì. Questa news, vediamo di cosa si tratta, dai, siamo in tempo reale, vai. Giuseppe Mangiarano, ufficiale direttore generale del Trapani. Salutiamo Mangiarano, allora complimenti, in bocca al lupo. Sì, il direttore generale, no, direttore generale del Trapani. E Drago dovrebbe essere l'allenatore. Drago dovrebbe Massimo essere Drago. l'allenatore, aspettiamo la conferma. E c'era questo, il nome già veniva dato da alcuni giorni, la trattativa c'era. E facciamo gli auguri al Cosentino che fa il DG in Sicilia. Benissimo, sì, tutto a posto. Sia Trapani che Chievo Verona hanno superato tutto. Allora, Stella, abbiamo Alessandro Russo, Abbiamo Alessandro al telefono? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Alessandro, Ciao Alessandro, grazie per essere intervenuto, come stai? Bene, abbastanza. Ecco qua, ecco meglio il così. Un periodo un po' frenetico, ma siamo in pista. Ne Quando uscirai capiti come qualche sempre. lunedì a Cosenza puoi venirci sempre a trovare, perché noi fino ai Speriamo primi di possa agosto... succedere, Franco. Esatto. Tanto piacere, se si incastrano le situazioni, senz'altro sarà. Allora, da dove vogliamo partire Alessandro? Vai. Dimmi tu da dove vogliamo partire. Dal Cosenza hanno già introdotto qualcosa Pippo, l'amico... Qual è è Aldo Cennamo, così come l'amico di Lupi. Ma diciamo che il Cosenza bisogna avere grande pazienza per quanto riguarda il mercato del Cosenza, perché abbiamo sicuramente un'arma importante, che è il direttore sportivo Trinchera, che io vedo con i miei occhi operare a Milano di notte e giorno, fare diversi appuntamenti, tenendo conto che Cosenza deve lavorare di profondità, non può essere il club che va sul mercato e butta 300.000 euro di ingaggio ad uno o 100.000 euro di commissione al procuratore. Il Cosenza deve aspettare i tempi giusti, perché è un club che deve fare questo, può fare questo e ha la forza economica per fare questo. I giocatori sul tappeto ci sono, ce ne sono tanti, il Cosenza sta lavorando per trovare diverse soluzioni. I nomi stanno cominciando ad uscire, ma non tutti sono usciti i nomi sul taccuino di Trinchera, ovviamente. I tifosi dicono sì, andiamo in ritiro con 13-14 elementi, ma il Cosenza deve essere pronto tra un mese e mezzo, non deve essere pronto tra una settimana. E quindi bisogna anche stare attenti, perché c'è una canzone di un gruppo rock italiano che canticchia in maniera molto seria: le insegne luminose attirano gli allocchi. Cosenza non può cadere nella trama di dover si prendere alla frenesia del mercato e comprare qualunque cosa a qualunque prezzo, anche perché non lo può fare. Quindi le trattative in campo, quelle ufficiali, ce ne sono. Il Cosenza sicuramente tenterà di riportare in rossoblù Baez dalla Fiorentina, sicuramente, ma ci vuole tempo e non ci vorrà sicuramente un giorno. Tenterà di riportare in rossoblù anche Sciaudone, ma ci vuole tempo e non ci vuole solo un giorno. Bisognerà vedere poi se alla fine, se Castriot Dermacu rimarrà in forza al Parma oppure no. Bisognerà vedere se è davvero Monaco, il difensore centrale che è uscito in queste ore, il punto chiave che può sostituire Dermacu dal punto di vista fisico e tecnico. Dovrebbe essere lui.
Bisognerà vedere se è davvero bianco il giocatore che fa il caso del Cosenza, il centrocampista centrale del Perugia, che guadagna un po' più di 190.000 euro all'anno e che chiaramente aspetta e vuole anche soluzioni diverse rispetto alla Cosenza. Bisognerà vedere pure se Baraje, l'uomo prescelto, uno degli attaccanti prescelti, perché il Cosenza cerca anche una prima punta, un attaccante centrale, cerca altri 2 attaccanti esterni almeno. Quindi c'è da attendere lungamente e in profondità. Per quanto riguarda il centrocampo i nomi sono quelli, c'è Kuan del Perugia, c'è Kingsley, il giocatore che ha giocato a Perugia ma è di proprietà del Bologna. Nelle prossime ore probabilmente uscirà fuori anche qualcos'altro, ci stiamo riservando in questi minuti di lavorare. Poi cosa dire? Ci sono squadre che invece possono spaccare il fronte sin da subito, come per esempio sta facendo il Bari in Serie C o il Monza in Serie C, che compra chiunque come vuole, nei termini economici che vuole. Ma per esempio in Serie B ci sono 5-6 club, o anche 7, 8, con i quali il Cosenza non può competere, perché ci sono squadre tipo l'Empoli che scende con il paracadute dalla Serie A, che ha fatto un attivo di mercato di quasi 50-60 milioni di euro, c'è il Benevento che va sul mercato e prende chi vuole, c'è sempre il Chievo Verona, altra situazione similare, la Salernitana punta alto, punta altissimo quest'anno, la Cremonese, dunque c'è una concorrenza spietata per quanto riguarda i giocatori. Quindi questa è una fase nella quale bisogna tapparsi gli occhi, non bisogna farsi prendere dal panico, perché il Cosenza la squadra la farà. Gli appuntamenti del direttore Trinchiera, ripeto ancora una volta, nel cuore del calciomercato cosentino, che è l'Hotel Michelangelo di Milano, sono ripetuti. Allora. Mi sembra quasi sotto assedio Trinchiera. Quanti giocatori stanno proponendo al Cosenza? Trinchiera dice no, perché Trinchiera vuole prendere quei 6-7 obiettivi che ha messo in un taccuino e sono tutti giocatori di prima fascia, ma per averli al Cosenza bisogna attendere, bisogna far passare la nottata e aspettare nel giro di una settimana che le cose cambino, forse anche qualcosina in più di una settimana. Alessandro, grazie. Mi introduci per cortesia il Crotone, così poi diamo spazio alle domande dei nostri ospiti. Crotone. Ma il Crotone, per quanto riguarda la situazione, non farà grandissimi movimenti. Ha ripreso Curado dal Genoa, sta prendendo Bellodi dal Milan, poi ci saranno un paio di colpi dall'estero che ancora non abbiamo individuato. E poi ci sono i giocatori in uscita, c'è Firenze, giocatore che piace all'Ascoli, anche alla Cremonese, c'è Barberis che è sul taccuino di diverse squadre, quali l'Ascoli, potrebbe essere anche una sorpresa. C'è un figlio d'arte, Maldini pure, che è nel mirino del DS Ursini, Maldini della primavera. Potrebbe, diciamo, questi sono tanti nomi che escono. Il Crotone non farà molto perché è sicuro il Crotone di avere in mano un organico e una squadra abbastanza, anzi molto competitiva. Sicuramente ci aspettiamo qualche nome dall'estero, almeno questo dice Radio Mercato, questo dice il Crotone con il quale colloquiamo quotidianamente anche a Milano e che ovviamente sa quello che deve fare nella maniera giusta. C'eri tu qui ospite da noi quando poi il presidente Vren ha dato la notizia in anteprima del difensore Rutten olandese, quindi hanno iniziato con Rutten e probabilmente, come dicevi tu poc'anzi, si rivolgeranno sempre a un mercato estero. Allora, sicuramente, questa descrizione è abbastanza plausibile. Pippo Gatto, allora c'è il nostro Alessandro Russo, se vuoi porgli una domanda. No, ma ha detto tutto chiaramente, alla fine siamo tutti quanti in mano a Trinchera, ma anche Trinchera ha pure, diciamo, un fondo cassa relativamente adeguato, anche perché, come giustamente sottolineava Alessandro, ci sono corazzate, c'è chi arriva alla Serie A col paracadute, c'è chi ha un certo blasone, ha un tesoretto da parte. Giusto per essere chiari, Pippo, il Pescara si muove con un budget del Pescara stavo parlando di euro 10 milioni. Ma io di lui stavo parlando. Il Pescara si muove sul mercato con 10 milioni di budget. Mi ha anticipato. Ditemi voi se il Cosenza può andare in questa fase a contrastare il Pescara sugli obiettivi di mercato. Ditemi se è possibile. E difatti è proprio il Pescara che ti sta cacciando Palmiero, perché la sta giocando sul contratto e con Palmiero ha una, come dire, gli riconosce un ruolo importante. E a questo punto tu perdi Palmiero perché hai a che fare con società come il Pescara che hanno più liquidità di te.
sicuramente intanto Palmiero, Pippo, e ritiro con il Napoli insieme a Tutino e vedremo. Oggi è il terzo giorno, non c'è problema, l'abbiamo visto negli allenamenti, perlomeno personalmente ho visto sia Palmiero che Tutino ieri nell'allenamento, questo giovane Gaetano che ha fatto gol il primo giorno, gol il secondo giorno e addirittura Ancelotti che ne parla in conferenza stampa. Sicuramente Ancelotti terrà conto anche di questi giocatori perché pure loro vorranno come minimo ambire a una panchina in Serie A, però ovviamente se il Sebastiani è convinto di Palmiero, poi Palmiero se lo porta a casa. Pippo, senti, una cosa la sta dicendo, scusami, ti do poi, una cosa la sta dicendo l'amico Alessandro Russo. C'è chi può in questo calcio e chi non può. Il Cosenza, da quello che abbiamo capito, deve guardare al bilancio, l'ho detto all'inizio, lo sottolineo adesso, così come il Cittadella, perché è una società virtuosa. Non può permettersi il discorso che può fare Vigorito a Benevento, non può permettersi il discorso che faceva poc'anzi Alessandro Russo di Sebastiani al Pescara o di quelle squadre che partono per vincere il campionato o da chi retrocede, perché io ho letto stamattina su Corriere dello Sport. Ma l'abbiamo detto anche l'altra puntata. L'Empoli ha una plusvalenza di 77, signori miei, milioni di euro. Questo fatto, come faceva Romeo Anconetani, di fare l'ascensore tra la Serie A e la Serie B, significa, non dico voglio retrocedere perché non esiste, però c'è un paracadute di cui parlava Alessandro Russo che non è di pochi euro, 77 milioni di euro negli ultimi 3 anni l'Empoli. Allora, Aldo Cenname e poi Pier Giorgio Giorno, una domanda per Alessandro Russo. Grazie. È chiaro che Alessandro dobbiamo pensare bene, nel senso che il Presidente deve pensare ai bilanci e quindi è giusto che, perché la virtuosità di una squadra si vede proprio come si amministra e lui la amministra in modo manageriale perché è un imprenditore e siamo d'accordo. Ma quello che io mi domando e chiedo a te dal piedistallo che ti trovo adesso, ma quindi noi siamo destinati quest'anno a fare un campionato prima per la salvezza e poi si vedrà, perché se noi non riusciamo a trovare il modo di sostituire degnamente Palmiero, Dermaco, Embalo, Sciaudone ed altri, probabilmente saremo destinati a soffrire. Io vorrei soffrire di meno e vedere se possiamo puntare almeno ai playoff. Questa è la domanda, perché 15.000 persone allo stadio il Cosenza ce li ha, probabilmente il Pescara ce n'ha qualcuno in meno. Guarda Aldo, io so bene che l'intendimento e l'auspicio e il sogno di tutti nell'area urbana di Cosenza è vedere il Cosenza in Serie A. Io credo che invece l'obiettivo primo del Cosenza deve essere proprio in maniera molto concreta e molto dura la salvezza. Il Cosenza deve puntare esclusivamente alla salvezza e questo è l'obiettivo principale. Benissimo. Una volta centrato l'obiettivo della salvezza, il Cosenza potrà giocare a briglie sciolte e questo è il punto nevralgico, cioè è proprio, va ribaltato secondo me il concetto. Si salva la categoria, si mette alla seconda categoria, cosa che quest'anno sarà ancora più difficile dello scorso anno, e dopodiché si dà fuoco all'entusiasmo, a tutto quello che è necessario che sia, perché il Cosenza quest'anno io non sarei così pessimista, perché nel senso che so che ci sarà da attendere, ma so anche che il Cosenza sta lavorando su diversi fronti, su grandi calciatori, su giocatori di qualità, giocatori di prospettiva, e non è escluso che ci sia anche qualche giocatore a sorpresa, qualche ritorno che adesso sembra impossibile, perché chiaramente il mercato è lungo, siamo semplicemente alla seconda settimana di mercato. Il mercato, ricordo, chiude il 2 settembre alle ore 20, cioè ci vuole ancora parecchia strada e tutto il Cosenza deve irrorare il proprio organico con giocatori di quantità e di qualità. Embalo, ma chi l'ha detto che Embalo è sparito dall'Asia del Cosenza? Non è così, c'è qualche sirena importante in Belgio, ma non ci sono contratti firmati. Ma se non sarà Embalo sarà Baraie del Parma, che non è proprio l'ultimo arrivato. Vero, Baraie è un ottimo calciatore, una serie di nomi, un ottimo contropiedista. Secondo me, Aldo, se mi posso permettere, con anche un minimo di esperienza che ho fatto in questo campionato, in queste situazioni, il Cosenza non deve puntare ai playoff, il Cosenza deve puntare alla salvezza,
poi può davvero ma l'ho detto, la chiaro. Ok, Pier Giorgio Giorno, scusami che siamo in ritardo. Pier Giorgio Giorno. Prima la salvezza, siamo d'accordo. Io Vai. condivido il discorso che ha fatto l'amico e collega Alessandro Russo, perché per il Cosenza sarà un mercato di attesa, ma attendere non significa che il Cosenza poi non raggiungerà gli obiettivi che Trinchera ha messo nel suo taccuino. Faccio un esempio. Il Cosenza ci ha abituato in questi anni ad avere sinergie con delle squadre, con Napoli, con la Fiorentina. Col Parma. Quest'anno ci potrebbe essere la sinergia col Parma per riavere sia Dermacu che Baraie. Sinergie anche con grossi club di Serie B, perché hanno dei calciatori in esubero, cosa che il Cosenza non ha. Cioè, quindi Trinchera è una persona che sa fare il suo lavoro e al momento opportuno, come ha detto Alessandro Russo, lui ha molto chiaro, cioè ha molti chiari le idee dove andare a sistemare la squadra, e sono convinto che alla fine gli obiettivi li raggiungerà. Vuoi aggiungere qualcosa, Alessandro? Sicuramente no, io posso dire che intanto ribadisco ancora una volta, non ha bisogno secondo me di di grandi propellenti. Il lavoro di Trinchera è sotto gli occhi di tutti. Il Cosenza è una società morigerata e seria, però bisogna essere realisti e dire le cose come stanno. Ci sono società che hanno budget di 10 milioni e società come il Cosenza che è sotto i 3 milioni di qualche centinaia di migliaia di euro, e dunque c'è una diversità operativa, perché il Cosenza non può andare, faccio un esempio così, da Palombi e dire: tieni Palombi, questi sono i tuoi 300.000 euro di ingaggio, perché il Cosenza ha una linea giustamente societaria oculata che vuole mantenere fede al proprio budget. Quindi questo bisogna dirlo chiaramente. Ciò non vuol dire, e sarà sicuramente così, che questo non farà una squadra forte quanto lo scorso anno, sicuramente, e si spera più forte dello scorso anno. Grazie ad Alessandro Russo, allora poi ci risentiremo lunedì prossimo, Dio piacendo. Grazie per le ultime novità che ci ha dato. Grazie e buon lavoro, Grazie. ciao. Buon lavoro, Alessandro. Ciao Alessandro, grazie. Allora Pippo, mi pare che è stato abbastanza chiaro. Noi non è che siamo giusto per far capire pessimisti, ma per carità, è Franco. un calciomercato di attesa, ci saranno dei colpi, probabilmente il Cosenza sarà pronto per il 70-75% per il giorno 16 quando ci saranno i test medici atletici, per l'80% per il giorno 19 e poi mano a mano, come diceva Alessandro Russo, il campionato inizierà il 24 agosto, il calciomercato terminerà il 2 settembre. Aldo Gennamo una cosa la diceva, sperando di non arrivare poi sui titoli di coda per aggiungere altri giocatori, perché nel calciomercato che Braglia poi si rende conto delle potenzialità dei singoli. A te la parola. Franco, quello che diceva Alessandro non è questione di essere pessimisti. Qua noi, come giustamente sottolineava anche Alessandro, siamo realisti. E giornalisti. Facciamo i giornalisti e raccontiamo fatti, cioè allo stato dei fatti, ad oggi. Hai una rosa di 13 giocatori, è sceso anche la scorsa stagione. Alla fine sei arrivato a fine calciomercato che hai preso Varone, Verna, Tiritiello, tutti giocatori che poi hai rimandato indietro, no? Va bene? E ci siamo combinati che a settembre dovevamo ancora inseguire i vari giocatori, abbiamo inseguito Sciaudone che poi è arrivato a gennaio, abbiamo inseguito Alitteri che è arrivato a gennaio e abbiamo inseguito un sacco di giocatori che avevamo bisogno e abbiamo fatto come di necessità virtù. Siamo riusciti addirittura, vi ricordate la vicenda Tutino che era partito col Carpia, a riacchiapparlo a settembre, non avevamo neanche chi ci facesse i gol. I 10 gol. Il problema è di realismo, cioè la squadra è fatta di 11 giocatori più una panchina di altri 8 giocatori. Ci vogliono 19 giocatori per scendere in campo e qualcun altro qualche cambio deve pure avere. Al momento non c'è dice 23, massimo 24 giocatori la rosa deve essere fatta. Al momento non c'è questa situazione e le trattative non portano a questo grande evento. Io sono convinto che il must del Cosenza sia Trinchera, assolutamente, lo ha dimostrato negli anni, quando ha voluto ha portato i grandi nomi, ha portato grandi giocatori, ma anche perché dietro c'è anche chi come Piero Braglia guarda un po' tutto quanta la situazione. Il problema è che siamo a 10 giorni dal ritiro
attualmente ci sono trattative e tutti sono con gli occhi aperti, sicuramente qualcosa si porterà e si spera che si possano ripetere, come diceva giustamente Cennamo, giocatori importanti che arrivano. Baez per esempio parte il ritiro con la Fiorentina, non è detto che Baez ti ritorna, probabilmente si è trovato l'accordo, però vai a sostituire, a trovare un esterno come Embalo, non è cosa semplice, perché alla fine non è che sei solo tu che ti muovi, si muovono tante squadre e, come giustamente sottolineava Alessandro, c'è chi parte con budget di 70 milioni come l'Empoli e il Cosenza col suo budget di 3 milioni deve fare il possibile. Per Giorgio Giorno, sì, poi Aldo Cenno. Io penso che alla fine questo pessimismo di questi giorni si tramuterà in ottimismo. Sì, perché comunque Braglia è stato anche chiaro per la firma del contratto, lui vuole una squadra, non dico, però la vuole competitiva, quindi alla fine sono convinto che arriveranno almeno altri 2 difensori, 3 centrocampisti e almeno 3 attaccanti, di cui 2 e quindi questa rosa che al momento è di 13-14 elementi poi diventerà di 23-24 come vuole Braglia, e purtroppo, come ha detto Alessandro Russo, Trinchera per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato non ha un portafoglio così ampio da andare da un calciatore come Palombi che l'ho appena preso la Cremonese, ma deve attendere quelle sinergie con le squadre come Parma, Fiorentina, Napoli e altre squadre che contribuiscono spesso anche a pagare gli ingaggi. Allora, gli ingaggi, parliamo di ingaggi. Allora, il Dermaco, l'italo-albanese, ha sottoscritto, lo diceva Pier Giorgio Giorno prima, così come Alessandro Russo, un quadriennale col Parma a 180.000 euro netti a stagione. Signori miei, i prezzi in Serie B e in Serie A sono questi, Dermaco poi veniva dalla Serie B, eccetera. Palombi ha parlato prima Pier Giorgio Giorno, così come Pippo Gatto, 300.000 euro, questi sono gli ingaggi in Serie B se vuoi andare su un calciatore di Nomea, su un calciatore che ha un curricula molto molto importante. È normale che Trinchera debba comportarsi in questo modo, perché poi arrivando mano a mano, passando le settimane, se un giocatore poi che è richiesto si vede abbandonato, col suo procuratore o cambia procuratore o naturalmente abbassa le pretese. Questo è il gioco delle parti, sì, capito, caro Aldo, capisco come dire, l'ansia e la preoccupazione dei tifosi, però con 3 milioni, quanto sono 3 milioni e mezzo di euro del budget di cui si parlava prima, i miracoli non si possono fare. Vai Aldo. Il problema che stiamo ponendo noi non è di essere pessimisti o robe, noi siamo gente qui che ragioniamo. Sì. Noi guardiamo, anche giriamo nella città, non stiamo chiusi nei 4 muri, noi giriamo, partecipiamo, giriamo, ci fermano, discutiamo, gli diamo consigli, ci dicono che arriva, che non arriva. Noi siamo quelli che poi alla fine, se veniamo qui e diciamo non le cose che noi pensiamo, ma quello che la gente ci dice, cioè tu porti qui e ci può dire, perché centinaia di persone, perché questa trasmissione non la vede solo mio nipote, la vede tutta la Calabria e la Sicilia, per cui noi siamo un bel altoparlante, per cui noi possiamo dire. Io mi permetto di dire invece un'altra cosa. Prego. Che è una cosa importante. È chiaro che io non ho nessuna cosa, sono tranquillo, sicuro che alla fine il Cosenza la squadra la farà. Ma quello che giustamente diceva Pippo, ma non è che possiamo arrivare alla fine e poi dobbiamo purtroppo accontentarci di prendere un giocatore perché non abbiamo un organico giusto e ci vuole quel giocatore che poi alla fine non ci... Perché abbiamo visto che è successo, se noi dovessimo per un momento pensare quello che è successo l'anno scorso a luglio e poi perché è come la scuola, poi si ripara, ti rivaldi, poi noi abbiamo dovuto riparare. Se non avessimo saputo riparare a gennaio, noi saremmo andati in Serie C. E siccome la Serie B, come dice il Presidente, e fa bene, è un patrimonio, il patrimonio va cautelato, va tenuto in grande considerazione. E il patrimonio non è soltanto il Presidente, il Presidente sono i tifosi il patrimonio, perché il calcio è un fenomeno sociale, investe tutti. Quando è un fenomeno che investe tutto, tu devi per forza di cose capire quello che succede. Allora, se io devo comprare giocatori, dice 22 giocatori, è chiaro che però non devo giocare tanto per comprarli, perché tu se ti devi salvare, altrimenti fai la fine che ha fatto il Crotone poi, perché il Crotone si è salvato per il rotto della cuffia, il Carpi se n'è andato, il Foggia se n'è andato, quindi è chiaro i bilanci, benissimo, bilanci, cautela, attenzione, ogni cosa al posto, però
Oggi è importante far capire ai tifosi che c'è questa situazione, che il Cosenza tiene ai bilanci, e io sono perché il Cosenza tenga ai bilanci, e che quindi nessuno sforzo in più si può fare, e con quello che ci passerà il convento noi dobbiamo poi andare a giocare e salvarci, perché se la salvezza si deve ottenere, si ottiene anche con giocatori importanti che professionalmente vengono qui, giocano e sudano la maglia. Questo è il mio pensiero. Aldo in effetti sta dicendo questo. E tu i tre giocatori centrali importanti devi avere, tu i soldi devi spendere per il centrale difensivo, per il regista e per la punta, il portiere ce l'hai, cioè tu i soldi devi spendere, è inutile, cioè se devi fare il sacrificio per 4 giocatori lo devi fare. Noi poi arriviamo a gennaio che poi vediamo come va a finire, non esiste. Braglia l'ho anche detto nella riunione, ha posto determinate condizioni, vuole una squadra competitiva, significa che quest'anno non è la Serie B dell'anno scorso, quest'anno è tutt'altro campionato. Grazie Pippo, allora Stella andiamo in pausa pubblicitaria e poi sentiremo. Ci fermiamo solo pochissimo. Cosa ne pensa l'ex direttore generale della Regina Gabriele Martino delle squadre calabresi? Torniamo subito, andiamo in pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di Replay, lunedì 8 luglio 2019, allora stiamo per introdurre i discorsi della Serie C. Nel frattempo vediamo di metterci in contatto con l'ex direttore generale della Regina della Lazio, Gabriele Martino, che ha trascorso tanti anni in Serie A e c'ha tantissima esperienza. E allora del Crotone ce ne ha parlato Alessandro Russo, del Cosenza ne abbiamo parlato abbondantemente nelle due fasi. Allora vogliamo introdurre, cara Stella, la Regina, vediamo un attimino se abbiamo la grafica delle trattative. La Regina, perché domani martedì ci saranno delle novità. Vai Stella per favore, se le abbiamo in grafica, altrimenti puoi leggerle. Vediamo subito. Ok, le leggo da qui. Alla Regina, forse c'è la telefonata in linea? No, vai, perché la vogliamo leggere dopo, come vuoi. Va bene, forse abbiamo la leggiamo dopo. Vediamo se abbiamo in diretta l'ex direttore generale Gabriele Martino. Pronto, direttore? Buonasera. Buonasera, grazie per aver accettato l'invito, direttore. Allora si stava parlando del Cosenza. Grazie Franco, grazie a voi, un saluto ai tuoi cortesi e illuminati ospiti in studio. Abbiamo sentito Alessandro Russo che fa la spola con Milano per la Gazzetta dello Sport di questa situazione, un mercato di attesa per il Cosenza, il Crotone che sta mettendo a punto, diciamo, le prime trattative che si stanno trasformando poi in acquisti concreti, e poi naturalmente c'è da parlare delle squadre di Serie C. Allora, come inquadra Gabriele Martino questa situazione delle calabresi? Ma io partirei dalle calabresi di Serie B e più specificatamente del Cosenza, e partendo dai numeri del campionato appena conclusosi, cioè dire dal 10° posto brillantemente conquistato dal Cosenza, dai 46 punti, però mi pare solo 19 nel girone di andata e 27 nel girone di ritorno, dal record di spettatori, mi pare nella partita contro la Salernitana circa 13.000 persone allo stadio, e dal numero di abbonati che mi pare un po' esiguo rispetto alle potenzialità di Cosenza, che erano circa 1.500. Perché la partenza secondo me deve essere questa? Intanto per capire quali saranno gli obiettivi della proprietà, della società nella stagione 2019-2020, la seconda stagione consecutiva che vedrà il Cosenza in Serie B. E poi da quel che so ad oggi, proprio di quella squadra brillante che nel girone di ritorno fece un gran cammino, mi pare che tanti giocatori importanti di quel girone di ritorno ad oggi non sono più tesserati con Cosenza. Sì, sono tornati alle rispettive casemate. Ed è evidente che mi riferisco a Dermago per quanto riguarda il reparto difensivo, a Sciaudone e Palmieri a centrocampo, a Tutino ed Embalo nel reparto offensivo.
e quindi sicuramente è ancora presto per capire quale sarà il volto del Cosenza per la prossima stagione, proprio perché molti giocatori importanti oggi non fanno parte del Cosenza, il che non significa chiaramente che non ne faranno parte, però ci sarà da andare sicuramente a trattare con le società di proprietà, con i loro agenti. La cosa è lunga, ma probabilmente anche difficile da raggiungere. È solamente una mia convinzione, che dopo il 12° posto e il 10° posto dell'anno scorso, intanto la tifoseria dovrebbe rispondere con un maggior numero di abbonati, anche perché sicuramente potrebbe essere una spinta maggiore per la proprietà. E poi riuscire sempre a gennaio a fare bene, come è stato fatto l'anno scorso, con gli arrivi importanti dei giocatori che secondo me hanno dato un volto diverso, ma anche una forza tecnica ed esperienza diversa. Dicevo, a gennaio poi non è sempre semplice riuscire a far tutto e tutto bene, anche perché l'esperienza mi insegna che quando si sale da una categoria inferiore, il secondo campionato è sempre più difficile rispetto al precedente, perché diverso è l'entusiasmo rispetto al primo anno, perché se è vero che sono aumentate le esperienze nel nuovo campionato per tutti, è altrettanto vero che la competitività è maggiore. Ora, il Cosenza secondo me parte sicuramente con dei patrimoni importanti che sono il gruppo proprietà, la tifoseria, come dicevo, e poi la continuità tecnica e sportiva, cioè dire l'allenatore in Braglia e la direzione sportiva in Tricchera, e questo è un fatto altamente positivo. Parte in difficoltà per quello che ho detto prima, cioè dire troppi giocatori importanti hanno ad oggi non fanno parte più del Cosenza per il 2025. Benissimo, sentiamo del Crotone brevemente, perché direttore, il tempo stringe e poi dobbiamo parlare delle squadre di Serie C. Il Crotone sicuramente farà un campionato secondo me diverso, migliore rispetto a quello passato. Potrà essere tra le squadre che riusciranno ad inserirsi tra quelle che andranno ai playoff. Sì. Dicevamo, è ancora presto per parlare di squadre da primato, da playoff o da permanenza in categoria, però le tre retrocesse, cioè dire Chievo, Frosinone ed Empoli, partiranno sempre con il favore dei pronostici, e il Benevento e forse il Pescara hanno qualcosa in più rispetto alle altre formazioni di rango del campionato di Serie B 2019-2020. Sì. Allora, andiamo subito in Serie C, andiamo a parlare di questa regina, perché c'è un tuo allievo, tra virgolette, che è Mimmo Toscano, insomma, no? Che il presidente Gallo ha voluto a Reggio Calabria, vogliono puntare a qualcosa di importante. Partiamo dalla regina, a seguire il Catanzaro e poi Rende e Vibonese. Direttore. Ma qua gli obiettivi sono stati, per quest'anno, sono stati già dichiarati a dicembre dell'anno scorso, cioè dire la proprietà punta a vincere decisamente, per questo è stato scelto un allenatore che oltre ad essere stato un mio allievo e oggi per la categoria uno degli allenatori più esperti. Io mi auguro soltanto che riescano a mettere a disposizione di Toscano una squadra altamente competitiva per un campionato che sarà
secondo me meno difficile rispetto all'anno scorso e meno difficile di quello che potrebbe essere, che sarebbe potuto essere, atteso che per esempio il Foggia né il Foggia né il Palermo faranno parte di questo campionato. Quindi sicuramente obiettivi importanti da raggiungere, speriamo che riescano a raggiungerli. Mentre per quanto riguarda il Catanzaro, pur non facendo gli stessi proclami della Regina, ma credo che abbia l'obbligo di migliorare il terzo posto dell'anno scorso. E se è vero che le prime due, Juve Stabia e Trapani, del campionato scorso sono andate in Serie B, al Catanzaro non resta che migliorare il terzo posto. Tirate voi le somme quale potrebbe essere. Mentre per Vibonese e Rende... Ma la Vibonese ha preso Asta o no, direttore? Si sono fatti un po' di nomi. Ha preso il tecnico Asta, si parlava di Asta ultimamente. Si sono fatti un po' di nomi come allenatore. Che mi risulta ancora non hanno sciolto gli ultimi dubbi, hanno sciolto sicuramente il fatto che non sarà Orlandi l'allenatore della prossima stagione, sì, mentre sembra che tra Modica, Asta e qualche altro possibile new entry dovrebbe guidare la squadra del presidente Carpo dell'anno prossimo. Mentre il Rende, sì, chiudiamo con Rende dell'amico Franco Gagliardi e del presidente Coscarella. Mentre il Rende si affida ancora una volta ad un tecnico che evidentemente loro conoscono benissimo, ma nel Rende ci sono due patrimoni importanti che secondo me uno è il presidente e l'altro è quello che hai appena citato tu, Franco Gagliardi. Grazie. C'è Stella Battaglia che vuole fare una domanda al direttore Martino. Sì, Prego. allora una domanda un po' particolare. Dove vedremo prossimamente Gabriele Martino? Solamente in qualche società dove ci potrà essere una cosa che io ritengo fondamentale nel calcio di oggi, la progettualità. Benissimo. Grazie direttore, grazie per il suo contributo e per la disponibilità. Grazie. E allora Pippo, un signore del calcio, Gabriele Martino è uno che ha un po' di mestiere alle spalle e tanti anni. Assolutamente. Pier Giorgio, a 360 gradi ha inquadrato la situazione. Una novità, Seter in prestito dal Cagliari è andato al Chievo. Interessava al Cosenza e non si è fatto niente. Seter, quel bel giocatore che ha giocato 6 partite col Cagliari, col mio Cagliari in Serie A. Lo scorso anno è stato ad Olbia, ha fatto un bel po' di gol. È ufficiale, il sito del Chievo l'ha appena ufficializzato. Allora Pippo, introduciamo la Serie C, l'ha appena introdotta Gabriele Martino, la Regina, Mimmo Toscano, si parla di tanti calciatori, mi sembra che vogliono anche... Stella, tu dovevi leggere praticamente una videata che adesso ci manda Enzo Leonti, che sono i giocatori che domani saranno presentati dalla Regina. Poi certo, perché prima ho interrotto Blondè ha appena rescisso con la Casertana, quindi potrebbe... Lo dici dopo. Allora la Regina sono in arrivo 5 annunci, sono 5 i Neo Amaranto con cui Taibi ha raggiunto l'accordo e in settimana saranno in sede per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. La Regina annuncerà martedì prossimo i difensori Bertolo, 27 anni, ex Siracusa, Bresciani, 22 anni del Ravenna, Cristini, 25 anni, ex Cuneo, Bertoncini, 28 anni del Piacenza e il centrocampista Bianchi, 27 anni, in uscita da Vicenza. Incontro tra il direttore sportivo Amaranto e il procuratore di Evacuo, 37 anni. Il nome dell'attaccante è stato indicato dal tecnico toscano. Grazie Stella, voleva aggiungere qualcosa Pier Giorgio Giorno? Sì, alla Regina potrebbe andare Blondè perché di pochi minuti fa che ha rescisso il contratto con la Casertana, quindi pare che Toscano abbia indicato l'ex centrale del Cosenza come uno dei possibili rinforzi. Oltre Evacuo trattano anche Mazzeo dal... ex Foggia. C'era stata un'idea, una mezz'idea del Cosenza, o mi sbaglio? Me l'hanno smentita, Franco, se devo essere sincero. Però l'interessamento lo diceva anche Antonio Malena, che insomma una bussatina il Cosenza andrà su calciatori più giovani. Più giovani dei 36-37 di Matteo. Allora Pippo, cosa vogliamo dire per quanto riguarda la Serie C? Quindi
quello che ha anticipato appunto Gabriele Martino partendo dicevamo, dalla Regina, dal Catanzaro? Assolutamente sì, la Regina ha puntato tutto su Toscano. Toscano lo conosciamo bene, come lo chiamavano? Il cannibale. Il cannibale, perché non lasciava niente a nessuno, come Eddie Merckx non lasciava niente a nessuno sopra il cannibale, così anche Mimmo Toscano, che ha fatto una bella conferenza stampa, lo ribadiamo, l'abbiamo sentito la settimana scorsa, partendo dall'umiltà. Il presidente Gallo gli sta costruendo una squadra, i nomi che fatti poco fa puntano direttamente al salto di categoria, anche se sentivo dire che probabilmente c'erano i pensamenti su il nostro Baclé, che probabilmente non è più del Cosenza, l'ex cosentino Baclé, che probabilmente lo mettono praticamente in lista d'uscita. L'arrivo di Blondet potrebbe rinforzare la difesa, ma ci stanno tanti altri giocatori. Non finisce qui, la Regina farà la squadra così come la vuole fare mister Toscano, che da questo punto di vista non si fa, come dire, consigliare da nessuno, c'ha in testa il suo gioco, la sua squadra, e sicuramente porterà a casa un bell'11. Catanzaro c'è l'asta per Dursi in uscita, possiamo dire, vero. Questo è un giocatore importante. Però loro stanno puntando a anche lì puntano ad attaccanti di razza, vorrebbero un po' questo spaccatutto. Fra gli altri si parla anche di Mazzeo, però bisogna vedere questo Mazzeo se alla fine rimane senza cartellino, perché sia che Foggia che Palermo hanno due organici da cannibalizzare, sono visti sia dalla Serie C che dalla Serie B. Mentre il Rende è tutta una novità da scoprire. Andreoli punta sui giovani, è inutile nasconderlo, il presidente Coscarella farà i passi che deve fare per quanto riguarda le richieste, ma pare che fanno una squadra molto battagliera, mentre lo ha anticipato poco fa il DS Martino, Caffo sta ancora pensando di quale futuro fare andare avanti la Vibonese. È un dato di fatto che Caffo comunque voglia continuare a fare bella figura, perché se ci mette la faccia Caffo non ha mai deluso i suoi tifosi. È vero. Allora Pier Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto sia Martino che Pippo? Sì, ha detto bene Pippo, i vari campionati, gli obiettivi delle varie calabresi. Sì, ecco. Il Rende farà una squadra di giovani perché ha cambiato tutto, è andato via sia l'allenatore sia il direttore sportivo. Ricordiamo che Francesco Modesta è andato a Cesena. Sì, sì, dove ha richiesto sia Borello che Franco dovrebbero andare lì. Il Rende pare abbia preso un giovane australiano che si chiama Scimmia. Sì, veramente neozelandese, di Auckland. Sì, quella zona le conosco bene. Poi ha acquistato o sta per prendere un classe 2000 dal Crotone, che è un portiere. Sì, c'ha una bella sinergia con Crotone. Sì, e poi dovrebbe prendere anche Borrello, che è un attaccante del Pescara, delle giovanili. Però sicuramente il Rende ci ha abituato a questa linea verde da anni, e questa sarà la sua strategia, anche perché la prossima Serie C, se la guardiamo bene, è una B2, perché ci sono piazze. L'hai sentito il passaggio di Gabriele Martino, che con la sua saggezza ha detto il Rende deve dire grazie, e c'ha praticamente le proprie fondamenta in due personaggi importanti, uno è il presidente Fabio Coscarella e l'altro è Franco Gagliardi, quindi ha riassunto in queste poche parole quelle che sono, diciamo, quello che è lo zoccolo duro del Rende Calcio. Ma non a caso condivido queste parole, anche perché il Rende ha vinto anche la gara d'appalto per l'ex Azzurra, quindi è una società. Purtroppo l'ha perso il Cosenza. Ha partecipato anche il Cosenza, è una squadra che guarda molto ai giovani e punta tutto sui giovani, quindi questa è la politica giusta, dove tu magari hanno venduto pure Minelli al Parma. 1 milione. Sì, quindi questa è la politica giusta, di valorizzare i propri prodotti e venderli al miglior offerente. Quindi anche il Rende farà così. Mi spiace perché il Rende, come tutti sanno, caro Pier Giorgio, non potrà giocare nel Sì, hanno chiesto il Razza, se non mi sbaglio. Hanno chiesto sì di giocare a Vibo Valencia, perché inizieranno i lavori a settembre, appunto, del nuovo look del Marco Lorenzon. Aldo Cenno, ma allora un riassunto finale, che hai sentito sia Martino sia Pippo che Pier Giorgio Giorgio. Allora, dimmi la tua per quanto riguarda le squadre di Serie C calabresi. Martino è un piacere, ma sempre da... Vabbè, Martino è un grande direttore Martino. Mi auguro che presto lo vedremo con qualche squadra importante, come dice lui, per quanto riguarda... Dove c'è la progettualità. E via dicendo, perché lui è uno che
ha saputo programmare. Ma quello che conta, e partiamo dalla regina, è che la regina vuole fare le cose alla grande, perché mettere in campo Mimmo Toscano non è un allenatore che va a Reggio Calabria, nella sua città, va lì a fare la bella statuina. Mimmo avrà già indicato i suoi obiettivi al Presidente. Il Presidente è uno che, grazie a Dio, il calcio lo mastica, le piace, ha comprato e comprerà i giocatori importanti per portare la regina possibilmente in Serie B. Il Catanzaro ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, ha mantenuto l'allenatore che non ha fatto bene onestamente l'anno scorso, però è uno di categoria, un allenatore che sa il fatto suo, punterà anche il Catanzaro ad essere protagonista e via dicendo. Per quanto riguarda il Rende, ha detto bene il nostro amico che il presidente Coscarella non solo è un amico, è una persona per bene, uno che a Rende si sta dando da fare, eppure non ha tante risorse da mettere a disposizione perché il pubblico è scarso, è quello che è, ma lui ci tiene molto, con Franco Gagliardi che si sono amalgamati. Poi Franco è uno che ha tanta esperienza, l'ha messa e la mette a disposizione. Hanno preso un allenatore mio amico, carissimo, un allenatore importante, e penseranno di mettere in campo tanti giovani perché queste società in Serie C vivono con i giovani. Se tu metti sul mercato 4-5 elementi ogni anno, probabilmente vivi e vivi anche bene, perché altrimenti ci rimetti soltanto dei soldini. La Vibonese è un punto interrogativo. Dovrebbe uscire Asta forse in serata. Vedremo che però conoscendo... Lo ricordate Asta, sei giocatore del Torino? Però conoscendo il presidente della Vibonese non è che gli mancano i modi e le maniere. Lui è uno che difficilmente mollerà, alla fine farà una squadra importante e vedrà di poter in Serie C essere anche la Vibonese una squadra come è sempre stata, perché è una squadra poi simpatica. A me la Vibonese è una squadra che mi fa simpatia per tanti motivi, per cui secondo me sarà un campionato molto importante quest'anno, quella delle Serie C. Noi siamo usciti da quest'inverno, siamo invece in Serie B, per cui adesso saranno le 4 calabresi che dovranno decidere da grandi cosa vogliono fare. Però è una bella Serie C stanno, ci come sta no? il Bari, tranne l'Avellino che è sub iudice, perché non so Catania, se problemi con la Sinegas. Bisogna vedere se la Lega farà un campionato tutto meridionale come si era paventato. No, guarda, io ho sentito Ghirelli, ha detto che sarà un campionato tutto meridionale. Sì, sarà tutto meridionale. Il Consiglio federale il giorno 12 è una luglio, B2 potenziata, perché Bari, Catania, Catanzaro, Regina, sì, c'è molta concorrenza. Tutte squadre che ambiscono a fare risultati. Il Bari è quello che sulla piazza, diciamo sulla carta, è quello che già sta partendo in quarta praticamente. Un super organico, se pensi che sta puntando tutti i giocatori di Serie B, non lo so. Scelte, bisognerà vedere poi alla fine se in Serie C queste scelte pagano. Bisognerà vedere se... Sentiamo Pier Giorgio Giorno sul Bari, su Catania. No, vabbè, il Bari secondo me ha messo... titolo di giornale di questa mattina. Sì, vabbè, il Bari secondo me non è che ha una marcia in più, ne ha 10 milioni in più, perché pare che è il budget che ha messo De Laurentiis a disposizione. Cioè già il fatto che squadre di Serie B non riescono a trattare Antenucci e lo va a trattare il Bari, già ti fa capire che squadra farà il Bari. Quindi il Bari sicuramente credo che farà campionato a sé. Poi il campo ci ha abituato che per fortuna le partite poi si giocano, però chiaramente il Bari noi lo vediamo già da adesso nettamente favorito. Poi ci sono piazze importantissime come Catania, come Reggio Calabria, come Catanzaro, quindi sarà veramente, come hanno detto gli altri, sarà veramente una B2. Quindi... Qui dicono Bari 8 innesti per le ambizioni, questo è il titolo del Corriere dello Sport di questa mattina. E poi c'è anche il Catania, dice arriva Camplone, il nuovo allenatore. Il Catania ha preso Furlan dal Catanzaro. Dal Catanzaro piace anche Martinelli, quello di cui parlavi tu, il difensore centrale che piace anche a Trincheri e a Braglia. Il Catania l'ha puntato, però c'è anche il Cosenza. Il Cosenza ex di Braglia, mi dicevi, nella Juve Stabia. Alla Juve Stabia. Braglia ha avuto sia Baraie che Martinelli. E poi c'è anche, per quanto riguarda il Catania, Moscati a centrocampo. Insomma, si stanno muovendo, caro Aldo, tutte le squadre. Poi c'è il discorso Palermo che abbiamo trattato più volte qua, c'è anche Ferrero che si è proposto e sembra che ci sia stata un'offerta anche per Iachini, l'allenatore ex Ascoli, eccetera. Anche Palermo stesso dice io in Serie D il Palermo è sempre nel mio cuore. Quindi insomma, se dovesse arrivare Ferrero col nuovo bando Carastella potremmo avere un allenatore di Serie A, allenato l'Empoli ultimamente.
a ripartire dalla Serie Sì, D. credo che anche il Foggia e Palermo, due piazze che vandano tantissimi tifosi, ahimè saranno costrette a ripartire nella migliore delle ipotesi dalla Serie D. Mentre in discrezione parla di Pacionic quasi vicino al Cosenza. Pacione che è quel difensore l'avevamo scritto tempo fa anche sul Corriere. Del Carpi, sì, perché il Cosenza col Carpi ha buoni uffizi e buoni rapporti. Pacionec mi pare. Allora Pippo, vogliamo fare una carrellata? Vogliamo fare un minuto a testa una carrellata perché siamo appunto sui titoli di coda. Cosenza, la carrellata questa è la settimana calda, la settimana bollente. Cosa vogliamo dire ai tifosi? Sì, bisogna avere pazienza e avere fiducia, come giustamente diceva Alessandro Russo, nel direttore sportivo, che comunque è sgamato e fino ad oggi non ha sbagliato. Che c'entra che poi magari presi dalla fretta l'anno scorso si è fatto un po' il passo troppo lungo. Noi speriamo che in settimana arrivi già qualcosa. Pier Giorgio Giorno, 30 secondi, Sì. 30 secondi per Aldo perché siamo in chiusura. Grazie. Piena fiducia nel DS Trinchera e nelle sue amicizie, perché sa come muoversi, ma anche nel presidente Guarascio, che comunque ha torto o ragione, il presidente più vincente della storia del Cosenza Calcio, e questa politica sua dei cosiddetti piccoli passi alla lunga sta pagando. Aldo Cenome in chiusura. Mi ritrovo in pieno in queste parole, cioè in effetti bisogna assolutamente aspettare, avere fiducia, però la critica è il sale della democrazia, ogni tanto stimolare e criticare senza offendere è una cosa buona, per cui il Presidente sa che gli vogliamo bene, che siamo vicino a lui e che ogni tanto quando gli diciamo che bisogna fare qualcosa in più glielo diciamo, perché anche lui comincia a prenderci gusto, perché di calcio ne capiva niente, adesso ne capisce tanto, incomincia ad essere innamorato ed affezionato di questa squadra che è la sua creatura, e quindi secondo me anche lui terrà conto che in effetti qualche cosa in più si potrebbe fare. Grazie, allora Stella siamo arrivati alla fine, ringraziamo gli ospiti, grazie. Sì, salutiamo tutti che ci hanno seguito da casa e vi ringraziamo calorosamente, ringraziamo i nostri ospiti in studio, il coordinatore della trasmissione, e continuate a seguire Teleuropa Network, un canale ricco di informazioni. Grazie a tutti, a Pippo Gatto, grazie a Pier Giorgio Giorno, grazie al nostro compagno di avventura Aldo Cenome, noi ci rivedremo lunedì prossimo. Arrivederci. Arrivederci.